Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Penso siamo al rientro, sulla fine comunque di agosto, al rientro delle ferie. Spero vi siate riposati, spero vi siate potuti dedicare alle attività che amate fare e insomma al tempo per i vostri cari. Noi ci siamo sempre. Oggi è martedì 22 agosto, vediamo di cominciare insomma con la diretta consueta con le Sibille. L'opportunità di ottenere una risposta gratuita qui in diretta è appunto per tutte le persone che partecipano e che hanno desiderio, necessità di approfondire magari un argomento che gli sta a cuore. Come funziona? Dovete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita e formulare una domanda chiara, una domanda precisa, nel senso che sceglierete un argomento, niente domande generiche troppo evasive o comunque difficili da inquadrare non conoscendoci e durante una connessione online. Quindi non amo e non apprezzo particolarmente nomi puntati o segni zodiacali. Questi non aiutano a identificare una scia energetica precisa. Siate specifici. Quindi se per esempio, vi faccio un esempio, volete chiedere come va e che sviluppi ha la vostra relazione con la persona che state frequentando, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, il nome e la data di nascita di questa persona, indicare se questa persona che state frequentando è libera, è separata, è sposata, cioè date delle indicazioni, così che nel momento in cui si vedono delle figure non si perde tempo a dire potrebbe essere, potrebbe essere. Questo ovviamente snellisce di molto tutti i procedimenti di interpretazione e lettura, e questo ovviamente agevola anche altre persone perché hanno più tempo per ottenere una risposta anche loro. E a proposito della risposta, vi ricordo che hanno priorità tutte le persone che ancora non ne hanno mai avuta una. Questo non toglie che nel tempo, nel momento in cui non ci dovessero essere nuovi visitatori delle dirette, allora abbiate comunque sempre la possibilità di ottenere una seconda, se non anche una terza risposta, sempre gratuita. A proposito comunque di risposte, vi ricordo che sia il Marietto che la sottoscritta siamo disponibili per consulti professionali, ovviamente previo appuntamento, in privato e telefonicamente, esclusivamente telefonicamente. Quindi non preoccupatevi se abitate dall'altra parte dell'Italia o se non potete spostarvi, perché basterà un telefono e quindi questo è quanto. Bene. Detto questo, mentre aspetto insomma che compaiano saluti, commenti piuttosto che domande, comincio a spiegarvi qualche cosina. Intanto sappiamo, non so se lo sapete, noi stiamo comunque divulgando materiale in modo gratuito legato a quello che è per esempio il discorso della radionica, della radiestesia, sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org dal 2015. Quindi sono ben 8 anni che il sito è online ed è una fonte, diciamo così, veramente interessante e importante di divulgazione della radionica. Non sapete cos'è la radionica? Bene, non vi tedio tantissimo durante la diretta, tantissimo, notate la delicatezza, un pochino vi tedierò nella spiegazione di questa disciplina straordinaria. Vi invito però ad andare sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org e vedere appunto di cosa si tratta. Sono dei file che potrete stampare, scaricare gratuitamente e stampare per iniziare fin da subito a lavorare con le onde di forma. Le onde di forma hanno un'importante funzione per quello che riguarda l'influenza, ovviamente invisibile agli occhi, di tutti i nostri campi e corpi sottili, che nel tempo vengono saturati per il tramite di un nostro testimone e quindi ci inviano queste informazioni del circuito, e il circuito non è uno soltanto, ne esistono tantissimi e lavorano su tantissimi argomenti, quindi il riequilibrio dei corpi sottili, la correzione e il bilanciamento dei chakra, ma non solo, possono fare molto di più, possono aiutare a sbloccare delle situazioni,
a riportarvi giustizia, a avvicinare delle persone che si sono allontanate e tantissime altre cose. Quindi anche cercare e trovare nuovi posti di lavoro, nuove opportunità. I circuiti possono fare moltissimo, senza grandi competenze, basterà attivarli seguendo le istruzioni che trovate all'interno delle dispense gratuite. E se questo non dovesse bastare, vi ricordo che nei nostri canali YouTube, che troverete cercando Hildegarda su YouTube oppure Marietto Veneziano sempre su YouTube, troverete una grandissima sezione nella zona playlist, quindi organizzate per argomenti, di video dedicati appunto alla radionica, alla radiestesia. Quindi andate, impegnatevi, applicatevi e se avrete bisogno piuttosto di un indirizzo o di capire cosa è meglio per voi, di guardare e studiare la situazione e poi valutare che tipo di interventi sono più appropriati per il vostro caso, non esitate a consultarci per un consulto professionale, quindi a contattarci privatamente. Bene, detto questo, sul sito troverete anche la sezione shop proprio dove potrete valutare quali sono i nostri servizi professionali. Non mi prolungo oltre, anche perché questa sera sono a disposizione per una mezz'oretta, ma ho tutta una fase di preparazione per lavori che dovrò fare successivamente, quindi andiamo al dunque. Vedo che c'è una domanda, quindi Sara. Ciao Ilde, volevo sapere se a breve Stefano mi contatterà. Io 23 gennaio 73, lui 7 aprile 66. La nostra storia si è interrotta circa un mese fa. Ok. Quindi, e buonasera anche a te Massimo, buonasera a tutte le persone che stanno partecipando alla diretta, nel senso partecipando anche solo tenendoci compagnia o intrattenendosi comunque con la mia presenza. Vediamo un po' per Sara se Stefano la contatterà a breve. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Allora, vedovo Imeneo, sicuramente è un taglio di rassegnazione di una storia conclusasi, quindi abbiamo la conferma che ci dà il taglio di della fine, ma anche di rimpianti, quindi non disperiamo, vediamo cosa ci dice. Ma allora Sara, diciamo che partiamo da una situazione della linea del passato dove si vede la determinazione a mantenere un po' la propria posizione, perché comunque quando viene fuori la carta della superbia ci sono sempre risvolti di orgoglio, ma non è una cosa necessariamente negativa. Il modo in cui è contornato questa carta comunque fa capire che tutto sommato c'è una forma di protezione in questa cosa. Sicuramente il dialogo del passato ha visto voi due nelle vostre rispettive posizioni, ma nel tentativo di ottenere risposte e avere la giusta soddisfazione, in realtà c'è questa lontananza, quindi una lontananza che si protrae, un'attesa, un sospiro. Ora, devo dire che nella linea del presente si vede anche un'intenzione. La carta dell'amante generalmente parla della volontà di farsi avanti, quindi di proporsi, di lanciarsi, ma con la carta del dispiacere probabilmente individuiamo in Stefano ancora una commistione di orgoglio e frustrazione, quindi come se da una parte lo volesse, ma dall'altra no, per il timore magari di un rifiuto o comunque abbiamo detto per orgoglio. Tra l'altro in questo momento nella stessa riga compare anche un uomo più giovane, potrebbe essere un figlio, generalmente quando il domestico è così, è una persona più giovane. Ovviamente per un uomo è ancora più probabile
visto che stiamo cercando di capire cosa farà Stefano, se ti ricontatterà. Quindi in questa linea sembra avere preoccupazioni a casa che lo riguardano. Quindi anche se volesse, probabilmente non ha nulla di nuovo da raccontarti al momento. Nel prossimo periodo sembra che inizierà a elaborare una strategia, quindi non un movimento diretto, quindi non alzerà la cornetta e ti chiamerà, farà tutta una serie di cose per arrivare in modo indiretto a te, quindi c'è qualcosa che lui farà. Però, giovane fanciulla, sacerdote stanza, qui si vede, non sembra, ecco, che dedicherà del tempo o che comunque questa cosa avverrà, cioè nel senso non sembra che ti telefonerà. Quello che sembra è che compaia un'altra donna, molto più giovane, e questo potrebbe in qualche modo congelare un po' la situazione fra voi. Quindi c'è da capire questa figura della giovane fanciulla, chi possa essere. Di fatto però c'è questo incontro. Potrebbe essere un incontro che avverrà fra voi due, forse grazie alla partecipazione di questa donna più giovane, oppure ci sta dicendo che in questo momento in pensiero per suo figlio e in futuro probabilmente subentrerà una distrazione e forse potrebbe essere questa donna. Io penso comunque che non sia conclusa. Donna maritata, speranza, fortuna, ammalato, dà dei risvolti per un tempo più lontano però. Quindi probabilmente, a parte questo incontro che lui potrebbe in ogni caso fare, considerandosi uomo libero, di fatto però è anche possibile che la vicinanza di questa donna più giovane lo induca a rivalutare e quindi dia un contributo nel tentativo di riprendere i contatti con te. Però ti devo dire che lui è ammalato, quindi su questo punto di vista è molto refrattario, è come se soffrisse di fronte al prendere una decisione oppure no, e quindi se ricontattarti oppure no, pur lui sapendo che vali e che però ricontattarti vorrebbe dire concederti delle cose, donna maritata, speranza, fortuna, quindi darti effettivamente il ruolo di donna scelta, di compagna. Quindi lì è più indeciso perché sa che se fa un passo è come se automaticamente ti concedesse delle cose. Ok, o comunque gli tocchi farlo. Mm. Ok, Sara, un po' di pazienza. Adesso proviamo a rispondere a un'altra domanda. Mi raccomando, se venite selezionate, quindi se il vostro nome viene fatto, quindi se scelgo la vostra domanda, prego Sara, mi raccomando, scrivete che ci siete, perché se non, a me non piace monologare e di certo e di sicuro non intendo dare una risposta a una persona che poi non sta lì con me, ok? Quindi se scrivete la domanda, restate collegati, probabilmente verrete chiamati e se venite chiamati almeno se ho delle domande da farvi ve le faccio e quindi interagiamo. Il bello di questa diretta è che avete una possibilità di interagire con me. Allora, vediamo di rispondere a un'altra domanda e intanto vediamo se c'è Rita. Vedi, Rita, che provieni dal gruppo Facebook user, devi fare questa piccola operazione intanto vediamo se ci sei. Però lo dico a favore di tutte le persone che si collegano da Facebook, dovete fare questo passaggio che Paola tra l'altro ha fatto. Vi faccio vedere, vedete che Paola si vede che è lei. Ok, Rita ci sei, benissimo. Fai così in questo momento, esci dalla finestra dei video di Facebook e torna nella pagina del gruppo dove hai visto il post della diretta, ok? Lì dove c'è il post della diretta, prima di entrare nella diretta, in alto dove c'è la parte scritta del post, trovi il link www.streamyard.com/Facebook. Quel link apre un'altra finestra dove devi autorizzare StreamYard a ricevere i commenti da Facebook. Quindi l'autorizzazione passa da Facebook e mi permetterà di vedere chi sei e quindi di riuscire a risponderti.
ok? Quindi questo è l'unico requisito e tra l'altro va fatto solo una volta. Le successive volte che parteciperai o tutte le persone che dal gruppo faranno questa operazione in seguito partecipando alle dirette non dovranno ripetere nuovamente questa operazione, ok? Bene, una volta che avrai autorizzato quindi StreamYard, cliccando sul link di conferma, potrai tornare nella pagina del gruppo ed accedere nuovamente alla diretta. A quel punto io potrò leggere i tuoi commenti. Va bene? Intanto rispondo a questo punto. Rita, fai questa operazione, così ti rispondo subito dopo. Vediamo Alba. Alba, ci sei? Dimmi se ci sei. Ah, brava, Rita, hai fatto. Alba, preparati. Se ci sei, preparati per dopo. Benissimo, Rita è stata super veloce, praticamente l'ha fatto mentre lo dicevo. Vediamo, questa è la tua domanda, 9 luglio del 61. Vorrei sapere se troverò l'amore della mia vita. Grazie. Premetto che quando si interrogano le sibille, generalmente si guarda il prossimo periodo, quindi vediamo se avviene un incontro entro i prossimi mesi. Se non compare nei prossimi mesi non significa che non lo troverai mai, significa solo che magari gli eventi del prossimo periodo non fanno intendere l'incontro con l'uomo giusto, ok? Visto che chiedi questo, incrociamo le dita. Ok, vediamo per Rita, 9 luglio del 61. Vi ricordo comunque che potete contattarmi al 347 8702 622 tramite Facebook, tramite scusatemi Telegram o WhatsApp e prenotare il vostro consulto. Vediamo Rita. In amore cosa la aspetta, se trova la persona giusta. Vediamo un po'. Allora, ascolta, è solo il taglio, ma il taglio ci dà già qualche piccola indicazione. Falsità speranza potrebbe voler dire che può succedere qualcosa a ridosso di un periodo vacanziero estivo, qualcosa che magari va colta al volo, ma attenzione anche a un'illusione e non alimentare delle aspettative. Potrebbe anche essere che ti aspetti qualcosa di specifico e magari non proprio realistico, quindi bisogna fare un po' attenzione. Però, come ripeto, è solo il taglio, adesso vediamo la stesa. Ah. Allora, ascolta, io penso che se non si tratta già dell'uomo della tua vita, comunque ci andiamo molto vicino, ma non è subito. Intanto partiamo con ordine, Rita, perché la prima riga, che riguarda eventi del passato, che in qualche modo influenzano ancora il presente, ci dice che hai fatto un incontro con un uomo che però si è rivelato scaltro, furbo, egoista, il classico narcisista, quindi una persona che aveva e nascondeva delle cose, dei segreti. Sicuramente c'era una grande attrazione, ma quest'uomo deve aver raccontato di tutto e di più. E probabilmente conversazione giovane fanciulla, non so in che modo comunque rientri anche una donna più giovane, può essere una figlia, come può essere qualche altra persona vicino comunque a lui, perché le sibille lo raccontano così. Vedi l'artista, quindi la persona che le chiacchiera, abile nella favela, furbo, nasconde delle cose, che ha delle mire, però conversazione giovane fanciulla. Ah, scusa, vedi? Quindi ci sono dei contorni poco chiari che riguardano forse una situazione con una figlia o magari una collega. Torniamo indietro. Cosa succede adesso? Quindi sicuramente, sebbene tu abbia tutta la voglia di stare con qualcuno, c'è ancora una parte di te che ha delle paure. Quindi c'è questa carta dell'ammalato che apre subito il tempo presente, potrebbe indicare in ogni caso un'indecisione, il non essere sicura di renderti disponibile o meno a nuove conoscenze e a cosa può nascere conoscendo qualcuno, visto il tenore del passato. Però
Cosa succede nel prossimo periodo? Domestico, vedovo, malinconia. Allora qui c'è un passaggio un po' particolare, potresti avere a che fare con una persona più giovane, quindi il domestico riguardare un uomo più giovane di te in età, un collega, un figlio. Quindi c'è comunque un qualcosa che nel prossimo periodo crea una situazione un po' strana, come se tu avessi dei rimpianti per un qualcosa che riguarda questa figura. Dei rimpianti è la sensazione che non puoi più cambiare le cose, che non si potrà fare più nulla. Quindi probabilmente centrerà in qualche modo questa figura. E poi avviene un qualcosa, quindi non è subito. Oggi ti vedo lì indecisa, potrebbe anche essere che sia proprio questa la figura che non sai se meriti frequentare per approfondirne la conoscenza. Potrebbe essere che si manifesti in un secondo momento, però tuttavia chiunque sia questa persona qua non ne esce molto di buono. Ad ogni modo, più avanti sarà un uomo più grande a pensare a te, a indurti anche a pensare, a ragionare per il futuro. Sicuramente le prime domande che ti farai è se questa persona così austera, fredda, effettivamente nutra un interesse per te, perché avrà tutta l'aria di un uomo sulle sue, timido, impacciato, però, o magari che apparentemente sembri disinteressato, ma in realtà questa situazione avrà una svolta. Quindi questa persona, che potrebbe anche essere separato, questa persona effettivamente darà dei riscontri, quindi in futuro si creeranno delle opportunità legate a questa persona. E poi, consonante sorpresa nemica, Costanza e Meneo. Dovrai fare attenzione perché probabilmente quest'uomo che arriverà avrà purtroppo ancora dei legami con una persona fastidiosa, anche pericolosa oserei dire, perché in qualche modo attenta o ha degli interessi anche di natura economica legati a questo uomo. Quindi niente di più facile che vorrebbe impedire la finalizzazione di un rapporto, ma io penso che voi andrete avanti addirittura ufficializzando. Quindi io ti vedo poi in compagnia in futuro, ok? Non è proprio subito, 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 però avverrà, ok Rita? Allora, vediamo un po' la domanda, avevo detto ad Alba di prepararsi. Sei ancora rimasta con noi, Alba? Dimmi di sì, dimmi che ci sei. Intanto prego Rita, buonasera Maurizio, vediamo se Alba ha resistito aspettando il suo turno. Sì, ha scritto che c'è, quindi vediamo un po' cosa scrive. Salve Hildegarda, non so se è possibile, ma ho una curiosità riferita a due furti. Uno, sono scomparsi diversi oggetti da casa, l'altro una spilla in oro con il mio nome e una catenina. Posso sapere? Allora, certo Alba, mi serve la tua data di nascita. Quindi se i furti sono legati a te, ho bisogno della tua data di nascita e vediamo di ricostruire un po' il quadro. Magari sono due episodi diversi, magari sono legati alle stesse dinamiche, cerchiamo di capirlo. Guardiamo un pochettino questa situazione e cerchiamo di farci aiutare dalle sibille ad avere un po' di chiarezza. Quindi sì, Alba, però gentilmente mettimi la tua data di nascita. 19 luglio del 53. Ok, vediamo un po', vediamo un pochettino. Per opera, cioè di ricostruire un po' il quadro di della sparizione di questi oggetti. Vediamo un po' per Alba. Lettera Costanza. Ma ovviamente la carta della Costanza parla di dote, parla di lasciti, parla di cose ricevute anche come doni importanti. Quindi io non so se parte di questa, chiamiamola refurtiva, non sia stata
per te importante anche in qualche modo, magari significativo, oltre il valore intrinseco dell'oggetto. Comunque vediamo. Allora, alba, e si vedono un po' di vicende particolari. Intanto, nella linea del passato, amore, nemica, riunione, gran consolazione, messaggero, no, consolante sorpresa e messaggero, descrivono la presenza di una donna, la carta della nemica è una donna che magari tendeva a essere un po' invadente, di quelle che si invitano da sole o che una figura da tenere alla larga. Io non so se magari in passato tu l'abbia individuata questa figura così pressante, di quelle insomma un po' che tendono a comandare. Comunque sembra che questa persona non si sia avvicinata a te soltanto in un periodo, ma che si sia riavvicinata, quindi una figura, attenzione, da capire se parente, se una conoscente, una vicina, qualcuno che comunque già nel passato è tornata più di una volta. Ora, questa però sembra che abbia un ruolo legato a delle informazioni, quindi non direttamente coinvolta. E poi c'è questo, intanto qualcuno che controllava e teneva d'occhio. E forse era qualcuno che aveva dei debiti, dei segreti. Quindi deve averli presi qualcuno, vedi, artista, deliranti, militare, quindi comunque qualcuno che si è approfittato di un momento di confusione, ma che magari è riuscito a nascondersi dietro una confusione che ha generato. Quindi apparentemente sembrava qualcuno che però non era, quindi qualcuno che controllava, sai, nemico e artista può essere effettivamente anche il riferimento a una persona e alcune sue attività, quindi l'artista a volte può essere una persona che veramente vive di arte, di musica, piuttosto che un insegnante o una persona, un consulente. Quindi qua sembra che comunque qualcuno che ha studiato bene come muoversi e che controllava da un po' e che ha agito durante un momento di confusione. Ora, secondo me lo ha fatto per risolversi delle sue situazioni, quindi chi ha preso quegli oggetti non ce li ha neanche più, li ha dati in pegno, li ha venduti, vedi, perché dottore, morte, mercante, quindi aveva bisogno di chiudere delle situazioni, deve essere una persona che aveva delle difficoltà economiche perché si era indebitato in qualche modo, da cui non riusciva a venirne fuori. Quindi evidentemente questa persona, magari direttamente o indirettamente, non lo sappiamo, una persona che sapeva molte cose di te, deve aver detto di qualcosa a qualcuno e questo qualcuno ha agito. Quindi non sono la stessa persona, ma sono due persone che a loro volta si conoscevano. Sai, secondo me, Costanza, donna maritata Belvedere, secondo me in ogni caso, anche se tu dovessi cercarli, come ben immagini, non è che le troverai più queste cose. Ah, in 2 case diverse, ecco perché sono 2 situazioni diverse, quindi non è la stessa cosa. Allora, nel passato c'è stata una prima persona che veniva spesso e in un secondo momento una persona che aveva debiti. Quindi sono evidentemente non collegate fra loro, ma 2 persone differenti. Beh, il quadro è un po' questo qui. Uno si è saldato i suoi debiti e l'altra c'è da capire se non ha pensato di riappropriarsi di un qualcosa che credeva suo. C'è anche questo, come possibilità della prima.
Quindi fai mente locale, prova a ricostruire un pochino nella memoria a cosa pensi possano riferirsi le sibille o a chi, ma comunque la situazione più o meno è questa. Ehm, non so perché, ma qua menzionano o una sorella o una donna comunque sposata, ok? E in esito potrebbe essere una nipote, una figlia, però una donna giovane straniera, leggerezza, giovane fanciulla. Quindi non lo so, sai, sono situazioni, forse sarebbe meglio indagarle singolarmente. Due furti in un'unica stesa diventa difficile perché, però io spero che per te abbia avuto un qualche senso indiziario, cioè che ti abbia aiutato comunque a capire delle cose. Per me diventa più difficile proprio perché non conosco la situazione che vivi e questo doppio riferimento non aiuta, però se sono riuscita a darti qualche piccolo indizio sono comunque contenta. Bene, io vi ringrazio tutti per questa sera, vi ricordo l'appuntamento di martedì prossimo sempre alle 19:30, quindi stessa spiaggia, stesso mare, divertitevi, fate un buon proseguimento di serata e di settimana, noi ci rivediamo martedì sempre alle 19:30. Grazie di tutto e buon proseguimento. Ciao!